le cose viste in Cristo e per Cristo. Come per San Paolo, infatti, la passione per Cristo segnò Francesco fin nella carne. Io porto le stigmate di Gesù nel mio corpo. E questa passione fu però nel poverello inscindibile dalla passione per l'uomo, per ogni uomo. Non a caso la prima lettura lo identifica con colui che nella sua vita riparò il Tempio, la Chiesa, e premuroso di impedire la caduta del suo popolo, fortificò la città contro un assedio. All'invito del crocifisso di San Damiano, va e ripara la mia Chiesa, Francesco risponde con l'offerta totale di sé. Voglio dare, dice a Dio, il prezzo del mio sudore, e diede tutta la vita. Dallo stile di vita di Francesco scaturisce il metodo per l'edificazione non solo della Chiesa, ma con le debite distinzioni di tutta la società civile. Un metodo sempre costruttivo, oggi così necessario in tutti gli ambiti dell'umana esistenza. Anzitutto una compassione che sa chinarsi su ogni creatura. Tutti siamo piccoli in questo senso, senza orgoglio né separazione alcuna. Una compassione sempre più solidale nella verità, con tutta la debolezza presente nel mondo e anche tra gli uomini di Chiesa. Venite a me, voi tutti, che siete affaticati ed oppressi, ed io vi ristorerò. Una compassione sempre più tesa al destino buono della creazione, che nel travaglio e nei gemiti del parto si va però lentamente compiendo per volontà di Dio, con la nostra collaborazione. Un metodo costruttivo, fatto da una indomabile apertura, che sa fare spazio alla libertà dell'altro, pienamente consapevole e responsabile della propria fisionomia, come nell'incontro col sultano. Un metodo costruttivo perché caratterizzato da una instancabile azione di pace, nella coscienza chiara che la pace ha la sua origine in Dio. L'Italia, ma il mondo intero, ha sete di questo stile di vita che fu di Francesco. Tocca a noi praticarlo, a tutti gli italiani, a cominciare da chi tra noi è chiamato a pubblica responsabilità nella Chiesa e nella società. Dobbiamo concorrere non nell'attribuirci meriti, ma per fare cose buone per tutti. Le cose buone alla fine parlano da sé. Quasi 70 anni da quel 4 ottobre del 1939 in cui Pio XII proclamò San Francesco patrono d'Italia, dando inizio a questa feconda tradizione a cui la nostra regione del Veneto partecipa ormai per la quarta volta. Allora, nel 1939, anche sul nostro Paese si stavano addensando i bagliori di un tragico conflitto mondiale, ma
gravido di incognite, è anche il momento presente. Lo avverte ognuno di noi e lo percepiamo tutti insieme come popolo italiano. Per questo siamo qui. La lampada che arderà presso la tomba del poverello, grazie al dono dell'olio, sarà come una preghiera continua, la nostra preghiera, la preghiera dei cristiani, la preghiera di tutti gli uomini di buona volontà, la preghiera inconsapevole anche di chi si dice non in grado di credere, e sarà una preghiera per tutti. Cosa chiediamo con questa preghiera? Per l'intercessione di Francesco. Allora ripetiamo, carissimi, dal profondo del nostro cuore, l'invocazione che abbiamo rivolto al poverello concludendo l'accensione della lampada. Fa che il popolo italiano, fedele alle radici cristiane, vivendo in comunione e fraternità, concorra con l'Europa e con il mondo al progresso dell'umanità, per il bene e la pace di tutti. Non lasciamo Assisi senza la eco di questa preghiera nel nostro cuore. Amen.